Al momento non è detto, al momento ci fermiamo un attimo per pensare, poi vedremo, non escludo che si fermi qui. Durissima presa di posizione del presidente regionale della FIGC Hermes Canciani. Dopo il gravissimo fatto di violenza avvenuto a Cossignacco, il campionato di Serie C regionale di calcio a 5 potrebbe dunque essere cancellato definitivamente e la stagione concludersi qui. Per dare un segnale che se noi praticamente non ci fermiamo, qui rischiamo veramente di mandare tutto a calcio 48. Io immagino i genitori o i congiunti di questo povero ragazzo che ha preso questo cazzottone, che gli ha rotto la mascella ed è ancora in ospedale e non si sa adesso se dovrà essere operato o meno, con quale spirito potranno poi pensare che questo ragazzo rivada ad arbitrare sui campi. Quindi dobbiamo farci un esame di coscienza, tutto lo sport, in particolare il calcio, affinché veramente ci sia un unico intento che è quello di salvaguardare questo gioco. Questo è un fatto veramente grave che ci colloca come regione ai primi posti per quanto riguarda questa tipologia, ahimè, sconsiderata di comportamenti da parte dei calciatori, che non sono ragazzi giovani, ma sono persone comunque che cominciano ad avere qualche anno e quindi dovrebbero essere, diciamo così, più scaffati e soprattutto più intelligenti prima di compiere determinati atti. In attesa che l'arbitro sia in grado di mettere a referto quello che è successo, la certezza è che il calciatore che lo ha colpito rischia la radiazione, cioè la squalifica a vita, ma non solo. Chiaramente l'arbitro è stato trasportato in ambulanza in ospedale e quindi non c'è stato il referto ancora arbitrale. Adesso verrà chiaramente fornito alla giustizia sportiva regionale che valuterà il da farsi. Ricordo però che esiste anche la parte penale, perché l'arbitro col nuovo codice di giustizia sportiva ha un'autorità di pubblica sicurezza e quindi parte automaticamente, visto che erano presenti anche i carabinieri sul luogo, parte automaticamente una segnalazione alla questura che valuterà poi l'operato di questa persona.